Terrore all'ora di cena per una coppia di anziani di Castello di Godego. Sorprendono i ladri che li minacciano con il coltello prima di fuggire. La donna, 77 anni, colta da malore, ricoverata in ospedale. La testimonianza di una vicina: li ho visti scappare, uno teneva in mano la catenina rubata, il cugino delle vittime. Sconcertante che accada qui. Il vice sindaco, un gesto vile. Ho rischiato di trovarmeli di fronte, le parole della titolare della gioielleria assaltata a Casier dalla banda che ha usato un'auto rubata al comune come ariete. Il video del colpo nelle immagini delle telecamere. Ragazzi dispersi nel Natisone senza sosta, le ricerche di Bianca, Patrizia e Cristian ingottite dall'acqua, le famiglie arrivate sul posto, recuperata la borsa di una delle giovani con il suo cellulare. Bimba di 11 anni tolta alla madre, ora in una casa famiglia nel pieno di una causa di divorzio. La denuncia della donna sottratta perché per i giudici le faccio vivere esperienze non adatte alla sua età. Mentre l'Associazione Nazionale Magistrati valuta lo sciopero, la riforma del ministro Nordio continua a far discutere. Critico l'ex procuratore di Treviso, Antonio Poiadelli. Rugby, in uno stadio di Monigo da tutto esaurito, il Benetton travolge Edimburgo 31-6 e conquista per la prima volta i play-off di United Rugby Championship. Decine di migliaia di fan dal Veneto e da tutta Italia a Bibione per i 2 concerti di Vasco Rossi. Stasera il primo attesissimo show Giovani e meno giovani e la colonna sonora della nostra vita. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano c'è la cronaca e la cronaca ci fa partire da Castello di Godego. La coppia di anziani rapinata in casa sotto la minaccia di un coltello. La donna, 77 anni, si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. Non ci aspettavamo un fatto del genere in un paesetto tranquillo come dovrebbe essere Godego. Michele Parisotto è cugino di Lucia, l'anziana di 77 anni, zia del sindaco Diego Parisotto, colpita da un malore dopo essere stata rapinata nella sua casa di Castello di Godego insieme al marito Giulio Cavallin, che di anni ne ha 83. Entrambi operai, lui per molti anni alla Simmel, 2 figlie, una bella villetta in via Verdi, frutto di una vita di lavoro. Sono le 8 di sera, fuori c'è ancora luce. 2 giovani riescono a intrufolarsi in casa da una porta sul retro, vanno in cerca di soldi e preziosi. Non soddisfatti sorprendono i 2 anziani in cucina, afferrano un coltello, minacciano lei per avere la catenina d'oro che porta al collo, si fanno consegnare gli spiccioli che lui ha addosso e fuggono via, come racconta una vicina che se li è ritrovati davanti. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani. Uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no. Cosa che sconvolge un po'. Uno aveva il pugno chiuso, quindi aveva la refurtiva in mano perché avevano strappato la collana alla signora. La vicina racconta di aver incrociato lo sguardo di uno dei 2 fuggitivi, poco più che ventenni, spregiudicati, a volto scoperto, che in qualche istante si sono poi dileguati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Lucia Parisotto ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Io mi sono accorto di un'ambulanza che partiva e dei carabinieri che erano già lì presenti, sì, che è stata una cosa molto veloce, insomma, ecco. E che impressione ha avuto? Senso di insicurezza, soprattutto per le persone anziane, insomma, ecco. Ha avuto qualche informazione sulla signora, se si è ripresa? No, le ho scritto questa mattina, è ancora in ospedale, ho detto che la aspettiamo. Cavalline, le figlie Monia ed Elisabetta, anch'esse residenti a Castello di Godego, si sono chiusi nel silenzio. No, grazie. Va bene, grazie. Un furto finito in rapina. In zona sono numerose le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei giovani malviventi. E sconcerto e solidarietà da parte dell'amministrazione che ha messo a disposizione dei carabinieri proprio i contenuti della rete di videosorveglianza comunale. Gli occhi elettronici infatti potrebbero aver registrato i ladri in azione. Sentiamo il vice sindaco. Qualcosa che ci ha toccato in maniera molto forte, davvero una notizia che ci fa riflettere attentamente sulla questione, insomma, ecco, della vigilanza del territorio, che noi comunque abbiamo già da tempo messo in cantiere con l'implementazione di ulteriori telecamere che sono a disposizione anche degli inquirenti. Abbiamo oltre 50 telecamere di ripresa di videosorveglianza e videosicurezza in questo senso. C'è una spregiudicatezza allarmante. Sì, è quello che è preoccupante, ma soprattutto anche un gesto vile nei confronti degli anziani, perché poi da quello che ho capito si è portato via ben poco e quindi però sappiamo che è davvero difficile anche per gli anziani, insomma, subire un attacco di questo genere. Noi metteremo a disposizione anche magari già da lunedì la possibilità, magari non so, anche attraverso i servizi sociali di poter confrontarsi anche con la famiglia, insomma. Conoscete
conoscete questa famiglia, questa coppia? Sì, certo, assolutamente sì, una famiglia di Godego. È un fatto comunque che vi mette in allarme? Beh, certamente tutte le cose che accadono in questo genere ci mettono in allarme, assolutamente, sono cose che ci preoccupano e che poniamo la massima attenzione. Da Castello di Godego a Casier, ad Osson nello specifico, con la spaccata con un'auto rubata al comune di Casier. L'obiettivo, la gioielleria in piazza. La titolare racconta di aver rischiato di trovarsi faccia a faccia proprio con i banditi. Il video del colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, guardate. I fanali della Panda che illuminano la vetrina, poi lo schianto che fa aprire la porta d'ingresso e i malviventi che entrano arraffando i preziosi. Sono gli istanti della spaccata subita la notte tra martedì e mercoledì dal negozio in gioielleria di Piazza Europa ad Osson. Come ariete i malviventi hanno usato un'auto comunale rubata qualche istante prima all'esterno del municipio che dista un centinaio di metri. Danni per migliaia di euro alla struttura, un bottino ancora in fase di inventario, immagini che la titolare Beatrice Bian ha visto da casa. Mi sono svegliata all'una e un quarto, guardando le telecamere, panico totale perché ho visto la porta aperta e 2 persone dentro. E ho preso la macchina come ero vestita, sono arrivata qui. Meno male, tutti mi stanno dicendo che erano già scappati, quindi non ho avuto il faccia a faccia con questi delinquenti, però sono riusciti a portare via la parte esterna della vetrina esterna. Avevamo oro, non pezzi grossi perché per fortuna li tiriamo dentro alla sera. Ma il danno c'è comunque stato. La banda ha prima manomesso la saracinesca, poi lo schianto che ha danneggiato infissi e muratura e svegliato l'intero complesso residenziale. Adesso comunque alzeremo ancora di più le nostre misure di sicurezza, che col senno di poi è facile da dirsi, però cementeremo qua delle colonne. Chissà che si rompa la macchina la prossima volta, che non riescano ad arrivare in vetrina e purtroppo è andata così. È la prima volta che i malviventi prendono di mira l'attività che Beatrice Bian ha avviato 19 anni fa, lasciandole una profonda amarezza. Rabbia, tanta rabbia. Dovevo venire qua, dovevo difendere il negozio, tutto ciò che faccio, tutte le fatiche, tanta rabbia, ecco, non paura, grinta. Infatti adesso si ripartirà più forti di prima. Ringrazio anche la vicinanza di tutto il paese, i messaggi, le telefonate, che è importantissimo in questi momenti sentire la forza, ecco, del paese, delle persone che credono in noi. Era stato arrestato in flagranza di reato nel novembre 2022 a Marghera per una rapina in una farmacia e successivamente era stato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità del Padovano, ma a marzo scorso si è allontanato da questa comunità del Padovano. Nelle scorse ore i carabinieri di Castelfranco hanno rintracciato un 39enne di origini marocchine a Istrana e lo hanno portato in carcere. Adesso per un attimo lasciamo la Marca trevigiana, allarghiamo il nostro sguardo sui 2 eventi di cronaca che hanno scosso tutto il Veneto e quindi anche la Marca in questi giorni, a partire dall'ultimo tremendo fatto, i 3 ragazzi dispersi travolti dall'acqua nella piena del Natisone. Oggi ancora una giornata di ricerche. Da quelle maledette 13:30 di giovedì 31 maggio tutto il fiato di un'intera regione è sospeso per la situazione di 3 ragazzi travolti dal fiume Natisone. Una serie di cause li ha portati a essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Patrizia Cormos, 20enne di Campoformido, dopo aver sostenuto un esame all'Accademia delle Belle Arti, si è recata con l'amica Bianca Doros, 23enne di origine rumena, domiciliata a Udine, ma attualmente in Romania con il fidanzato, ultimo identificato, è Cristian Casian Molnar, 25enne rumeno, residente in Romania e non in Austria come inizialmente si pensava. Erano arrivati dall'Austria, lui e Bianca, dove erano stati dal fratello di Cristian e si erano recati poi a Udine, dove la stessa Bianca doveva salutare la famiglia, ivi ancora residente. La voglia di scattare qualche foto suggestiva, poi il panico, almeno stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, con la situazione iniziale non compromessa, ma il tempo perso per paura di non trovare il guado giusto che gli è stato fatale. Poi il resto è noto, con l'abbraccio, tutti insieme, l'acqua che li travolge e le corde dei pompieri mancate. Operazioni che sono
continuate tutta la notte, la ricerca sospesa, solo l'attività aerea ripresa poi alle prime luci dell'alba, e sono stati proprio i droni messi a disposizione dalla Protezione Civile a intercettare il segnale telefonico di un cellulare che si è agganciato a una cella della zona. Un dato che ha ridato speranza alle ricerche nonostante le quasi 20 ore passate che tra la forza dell'acqua e il rischio di ipotermia ha abbassato tanto le speranze di ritrovare i 3 giovani ancora vivi. Senza un secondo di sosta i vigili del fuoco, la Protezione Civile, la Croce Rossa hanno continuato a lavorare nella base operativa ma anche sul posto, con alcuni sommozzatori che non hanno smesso di immergersi in punti specifici segnalati da un esperto del fiume Natisone, concentrandosi soprattutto nelle zone dove la pressione dell'acqua tende a risucchiare in basso oggetti e purtroppo anche persone. Il tutto mentre altra parte della squadra di soccorso batteva l'argine del fiume scendendo progressivamente a valle. Ha provato alcune volte a discendere sul Natisone anche l'elicottero, regalando speranze poi sfumate. Dalle ricerche alla fine è emerso un ritrovamento, una borsetta da donna con dentro il cellulare, quello di Patrizia, proprio quello che si era agganciato alla cella. Vicino a questo nessuna traccia della ragazza, con la notizia che ha presto raggiunto le famiglie sconfortate dal passare delle ore. Una situazione angosciosa proprio per queste famiglie, tra chi aspetta a casa guardando la TV e chi è lì, perfino chi si vorrebbe cimentare in prima persona nelle ricerche o anche chi è in viaggio come la famiglia di Christian. Una situazione che, come detto, lascia tutti senza respiro. Quello ce lo mettono gli impagabili sommozzatori che non smettono di cercare e di tenere la fiammella viva per far sì che quell'abbraccio che abbiamo visto non sia stato davvero l'ultimo per i 3 ragazzi trascinati via dal fiume. E la notizia del ritrovamento del cellulare nella borsa di Patrizia è un punto di svolta, è stato un punto di svolta almeno nella mattina nelle ricerche da parte dei vigili del fuoco, ma anche un brutto colpo per le famiglie scosse da queste ore di angoscia. Il trambusto, la frenesia, il ritrovamento della borsetta da donna di Patrizia con dentro il cellulare, proprio quello che aveva agganciato la cella nella mattinata del 1° giugno, conferma che la zona che si sta battendo è quella giusta mentre si scende a valle, ma anche la consapevolezza che la situazione è critica. Il cellulare, ancora perfettamente funzionante nonostante l'acqua, non è stato ritrovato in corrispondenza del suo proprietario, e la notizia ha toccato nel profondo le famiglie. C'è chi prega, chi spera, chi in preda alla disperazione vorrebbe tuffarsi nel fiume a cercare sua figlia. Veramente un'impressione straziante di disperazione, la speranza è sempre meno, il fatto che abbiano adesso appena trovato la borsa con il cellulare li ha fatti andare in crisi, c'è la mamma che addirittura dice che lei non vuole muoversi di qua, vorrebbe anche scendere lei a cercare, ma queste sono parole dettate appunto dalla disperazione. Adesso c'è la psicologa che sta cercando di convincerli di spostarsi almeno nella base centrale in modo che si possano sedere un attimino, e anche lì arrivano tutte le informazioni anche dall'altro gruppo operativo che c'è verso più a valle, e quindi adesso vediamo come riusciamo a convincerli, insomma. Senti, è una frase fatta, però sono situazioni che nessuno vorrebbe vivere, no? No, assolutamente no. Guarda, no, io sono cresciuta qua, sono andata anch'io a fare le mie escursioni giù nel Natisone, proprio sotto nella zona di Leproso. Cioè, è un posto bellissimo, attrattivo, però ovviamente queste sono situazioni drammatiche che non si spera, non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico, assolutamente. Adesso sì, dovrei aggiornarmi anch'io, perché è anche difficile stargli dietro che si spostano, e sicuramente andando a Orsaria nella zona centrale dove partono tutte le informazioni, lì forse si è più aggiornati. Io sono venuta qua di supporto alla famiglia perché mi sento coinvolta emotivamente da questa situazione. Siamo un po' tutti coinvolti emotivamente, anche perché c'è la speranza, comunque lo ripetiamo, esatto, che si concluda tutto in maniera positiva. Esattamente. Speranza che purtroppo si va via via sempre più assottigliando. L'altro fatto di cronaca, il femminicidio di Vigonza, le ultime novità. L'autopsia sul corpo martoriato di Giada Zanola è durata ore. Le risposte per chiarire ulteriori aspetti della morte della giovane mamma di Vigonza, lanciata da un cavalcavia dal suo compagno, però arriveranno dagli esiti degli esami tossicologici e dalle analisi del prelievo dei tessuti. Bisognerà attendere almeno 30 giorni. Gli investigatori vogliono capire se Giada sia stata gettata dal cavalcavia viva o morta, oppure se fosse stata drogata o sedata con dei farmaci. Giada Zanola, le amiche, aveva confidato di aver paura di essere avvelenata dal compagno
compagno. E tra gli altri timori di Giada che emergono dalle testimonianze delle conoscenti anche un aspetto inquietante. La 33enne temeva che Andrea Favero mettesse in rete video intimi per ricattarla. Per questo verranno effettuati accertamenti tecnici sul cellulare dell'uomo, mentre lo smartphone di Giada non è ancora stato trovato. Andrea Favero litigava spesso con la compagna, le nozze erano state annullate, lui era violento. Questo la 33enne lo aveva confidato anche al nuovo fidanzato con cui doveva andare a lavorare tra pochi giorni in un distributore di benzina a Vigonovo. Le foto di lividi ed ecchimosi sul corpo di Giada erano state inviate qualche giorno fa anche ad un'amica di Brescia. Andrea Favero durante l'interrogatorio di garanzia non ha parlato. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere e rigettato l'istanza di arresti domiciliari fatta dall'avvocato d'ufficio. Il camionista 38enne non è andato oltre le parziali ammissioni fatte al momento del fermo della polizia. Si è trincerato dietro un vuoto di memoria. Il suo ricordo, stando alle sue parole, si ferma al momento in cui ha fatto salire Giada in macchina martedì notte, dopo che a suo dire lei era uscita di casa dopo un litigio. Ma questa è la sua versione. Favero ha anche cercato di costruirsi un alibi mandando un SMS alle 7:30 di mercoledì mattina alla compagna, quando lei era già morta e il suo corpo straziato dal volo dal cavalcavia e dall'investimento del camion. Torniamo a Treviso adesso, una vicenda davvero incredibile, una bimba di 11 anni tolta alla madre ora in una casa famiglia nel pieno di una causa di divorzio e stando alla denuncia della donna la motivazione è davvero paradossale. Costretta a comunicare con la madre solo tramite la mail della scuola. È il caso di Alice, nome di fantasia, 11 anni, tolta alla madre 3 giorni fa perché secondo i giudici e i consulenti del tribunale non le farebbe vivere esperienze adatte alla sua età, portandola a teatro, all'opera, a concerti di musica classica, specificando come eventi di questo tipo sarebbero più indicati a ragazzi più grandi. Alice, figlia di una coppia separata, si trova ora in una comunità della provincia di Treviso, senza la possibilità di connettersi a internet e poter parlare o vedere la madre. Le ragioni del provvedimento assunto dal Tribunale Civile, dove si sta ora discutendo la causa di divorzio, si basano sulla consulenza tecnica e su una perizia degli assistenti sociali dell'ULSS, secondo cui la madre avrebbe atteggiamenti manipolatori nei confronti di Alice. In ballo nel processo ci sarebbe anche una causa penale archiviata che riguarderebbe atteggiamenti poco consoni del padre nei confronti della figlia e per i quali sono state sospese le visite ad Alice, che da giorni si trova sola in comunità. La decisione di affidare la ragazzina ad una casa famiglia sarebbe per il giudice l'unica strada per cercare di allentare il rapporto patologico e simbiotico tra madre e figlia e permettere ad Alice di riappropriarsi dei propri vissuti e delle proprie rappresentazioni di sé in modo corretto. Decisione presa nonostante la ragazzina non avesse dimostrato durante i colloqui sofferenza ma anzi piacere nel seguire la madre nelle attività ed eventi culturali. L'unico modo per avere un contatto con la madre, unico familiare per Alice, resta dunque la mail della scuola privata che frequenta, non sapendo per quanto tempo ancora dovrà stare in comunità. I legali stanno ora procedendo per ottenere la revoca del provvedimento di divieto di contatto con la madre e quindi l'uscita dalla comunità di Alice e dell'archiviazione della causa penale. Restiamo a Treviso, torna a far discutere il tema della casa dopo la mancata partecipazione all'asta per alloggi da parte di Cassugana. L'opposizione va all'attacco. Oggi scopriamo che non hanno partecipato, il comune non ha partecipato all'asta per l'assegnazione degli alloggi e in più di quegli alloggi anche andassimo in trattativa privata ne rimarrebbero solo 19, per cui il sindaco ha raccontato una bugia ai trevigiani. Era stato annunciato dal sindaco Mario Conte poco più di un mese fa l'acquisto da parte del comune insieme ad Isdra di 38 appartamenti INPS di via Albona e via Capodistria a Santa Bona, destinati a diventare alloggi per i dipendenti. Un'iniziativa presentata per rispondere anche alla necessità di trovare casa a Treviso a prezzi accessibili e andare incontro alle esigenze della fascia media della popolazione che fatica a trovare una casa a costi accettabili nel libero mercato. L'asta a cui sono stati messi questi alloggi è stata partecipata da privati e vi è stata l'acquisizione da parte dei privati di ben 19 alloggi su 38, quindi non soltanto non c'è stata la trattativa privata che aveva annunciato il sindaco, non soltanto non saranno mai quei 38 alloggi che erano stati annunciati, ma saranno al massimo soltanto 19 e non abbiamo purtroppo nessuna garanzia che effettivamente ci saranno, quando in realtà
il sindaco ha sempre presentato quell'opzione come qualcosa di definitivo. Incalza l'opposizione sul tema della casa e dell'abitare, accusando l'amministrazione di fare ancora troppo poco per andare incontro ai cittadini in difficoltà e ai giovani. Crediamo che il Comune possa fare molto, i fondi ci sono, possono essere trovati, abbiamo fondi sia italiani tramite l'housing sociale, tramite le fondazioni bancarie, o anche dei fondi europei rispetto a questo. Bene, l'amministrazione non ha voluto percorrere niente di questa strada, aveva annunciato che anche con questo acquisto di alloggi INPS si sarebbe quantomeno dato un contributo, e invece oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche e con una grande presa in giro per i cittadini. Parliamo adesso della riforma della giustizia, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati, come sappiamo, sta valutando l'opzione di un clamoroso sciopero. Dopo l'ok del Consiglio dei Ministri alla separazione delle carriere, la riforma continua a far discutere critico l'ex procuratore di Treviso Antonio Fojadelli. In questa riforma io non vedo una riforma della giustizia, vedo una riforma della magistratura, che è cosa diversa. Ho sempre sostenuto che il vero problema non era la separazione delle carriere, il vero problema era assicurare un buon funzionamento sul piano tecnico e sul piano anche dei mezzi, perché la giustizia fosse veramente un servizio. Una vita in magistratura e tanti anni alla guida della Procura di Treviso. Per Antonio Fojadelli la separazione delle carriere rilanciata dal ministro Nordio non è una vera cura, anzi, piuttosto la radicalizzazione di un problema nato soprattutto negli anni di Tangentopoli. Il sistema che prevedeva la comune, una carriera comune con la possibilità di interscambio tra la funzione requirente e la funzione giudicante, ha funzionato molto bene perché per tanti anni, perché riposava sostanzialmente sulla onestà intellettuale delle persone che dovevano amministrare un servizio così delicato. Purtroppo un certo equilibrio si è rotto e diciamo pure, dobbiamo ammetterlo, io che ho fatto il pubblico ministero per una vita, c'è stato uno squilibrio nel senso di un non strapotere delle procure, ma di una sorta di squilibrio dovuto anche a un grandissimo numero di inchieste partite con grande rumore, ma che poi alla fine si sono concluse con un nulla di fatto. Diciamo che se tutto funzionava come doveva, questa separazione risultava inutile. Insomma, la questione di sostanza, non di forma, un problema di uomini, non di sistema. La politica non ha mai amato la magistratura. Questa contrapposizione si è fatta evidente nel momento in cui, ma sono storie note, in cui la debolezza della politica ha lasciato spazio al potere, a quel terzo potere che evidentemente non ha compiti politici. Il via libera del Consiglio dei Ministri ha acceso un dibattito che rischia di portare a un clamoroso sciopero delle toghe. Per Fojadelli si deve ripartire dai magistrati e dalle loro capacità. Ecco qui il discorso delle correnti che tutti deplorano, ma che di fatto continuano a esserci. E continueranno ad esserci per forza, perché è difficile, non si può comprimere le idee che ciascuno ha. L'importante è che non faccia delle proprie idee uno strumento, una condizione per fare bene il proprio mestiere. Io credo che a questo punto la riforma si farà. Sarà la soluzione dei problemi? Non lo credo. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo da Generazione 2026, al via le premiazioni delle scuole che hanno partecipato al progetto rivolto agli studenti in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Oltre 10.000 ragazzi che hanno prodotto più di 5.800 contributi tra video e coreografie, al via le celebrazioni per la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla terza edizione di Generazione 2026, 3 giorni di promozione del territorio con i campioni olimpici e i delegati internazionali della Federazione Internazionale Cinema e Televisioni Sportive. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, tante le iniziative rivolte ai giovani. In modo che l'Olimpiadi, uno stile di vita entri nella loro quotidianità, non solo
in questo momento, ma per i giochi e non solo per i giochi, anche per il futuro. Un momento educativo, formativo, attraverso i disegni, attraverso gli slogan, attraverso l'attività sportiva, le proiezioni interattive all'interno della classe, delle scuole, i loro disegni e i loro video realizzati. Tutto questo messo insieme darà vita a una 3 giorni, la conclusione, grande premiazione al Teatro del Monaco di Treviso, mentre a Verona sarà presso la Camera di Commercio. Gare su pista e attività in classe con gli studenti di 31 scuole di Belluno, Treviso e Verona che hanno ideato realizzazioni scenografiche sulle note dell'inno di Milano Cortina 2026. 10.000 ragazzi, abbiamo fatto 3 pullman il mese scorso a Milano all'Arena, dove 2 nostri ragazzi sono arrivati primi, e credo che insomma i valori dello sport, i valori delle imprese legate allo sport e non solo siano, direi, ormai a livello internazionale, perché la delegazione della FIX che sarà a Treviso è una delegazione composta da tante figure che vengono dagli Stati Uniti, dall'America Latina, dall'Europa e dall'Asia, che parlerà di Treviso, parlerà di Belluno, parlerà delle nostre eccellenze e della nostra vitalità. E poi c'è il rugby e lo storico successo del Benetton in uno stadio di Monigo in festa. Il Benetton Leoni hanno travolto Edimburgo nello spareggio per conquistare i playoff e accedono alla post-season per la prima volta nello United Rugby Championship. No, leave him alone. Via! Angornozzo butta il pallone fuori, Benetton vince contro Edimburgo. 31-6 è partita dominata. Il Benetton raggiunge il punto più alto della sua storia, batte Edimburgo allo stadio Monigo, tutto esaurito, e si qualifica per i quarti di finale di URC. Un traguardo storico mai raggiunto prima, che implica anche la qualificazione alla Champions del prossimo anno, la massima competizione europea per club. Una partita a senso unico con Edimburgo che segna solo 6 punti nel primo tempo e poi rimane a bocca asciutta fino alla fine della partita. 12-6 all'intervallo, 5 mete segnate a 0 alla fine del match e la chiara sensazione di una squadra che gioca e l'altra che sta a guardare. Quando gli scozzesi alla fine del primo tempo si erano trovati con solo 2 calci all'attivo, si è capito che era il giorno giusto per la grande impresa in casa Benetton. Una difesa asfissiante, una linea di 3/4 imprevedibile e spettacolare, una mischia fisicamente dominante e mai in difficoltà. I quarti di finale, gara secca in trasferta, si giocheranno già nel prossimo fine settimana. Resta da capire quale sarà l'avversaria. Potrebbero essere gli scozzesi di Glasgow, ma anche gli irlandesi del Munster o ancora i Bulls sudafricani. Forse la peggiore opzione, vista la trasferta durissima e lunga. Intanto però i leoni possono godersi questo storico traguardo. Allora davvero complimenti ai leoni biancoverdi per questo traguardo. E adesso andiamo a Bivione, tutto è pronto per 2 giorni di Vasco Rossi, decine di migliaia di fan da tutta Italia, da tutto il Veneto, quindi anche dalla Marca, per assistere stasera al sound check, domani sera alla data 0 del nuovo tour del rocker di Zocca, già da stamattina in molti in attesa sul prato dello stadio ad attendere l'apertura dei cancelli. C'eravamo. Di colpo comincia lo show, stai pure certo che questa è la volta che volerai via con me. Da che ora siete qua? Ieri sera anche siamo venuti qua a studiare, ieri sera come fare. Da dove venite? Brescia. Brescia, ma perché? Perché il Vasco è il nostro Dio. Arrivano da tutta Italia decine di migliaia, pioggia o sole non importa, sono i fan di Vasco Rossi determinati a non perdersi l'anteprima del nuovo tour con 2 date sold out stasera, con il sound check solo per gli iscritti al Blasco Fan Club e domani con la data 0. Da dove venite? Da Roma. Da Roma fino a Da Roma fin qui. Partiti quando? Check data 0, Ieri. Mollato tutto? Mollato tutto, siamo arrivati, viva Bibbione, per fortuna anche il cielo
ci sta aiutando? Si attende, ci si riposa sul grande prato dello stadio di Bibione in attesa dell'apertura dei cancelli. Sonnellino prima della serata? Sì. Cosa sognerai quando ascolti Vasco? Vasco. Ma vi vedo belli carichi, vi vedo. Abbiamo fatto 350 km, veniamo dalla Romagna. Viva Vasco! È colpa sua perché mia moglie è una super fan e io lo seguo comunque. Quindi è per amore? È per amore. Da dove sei? Puglia, Taranto. Ostuni. Ma chi ve lo fa fare? La passione. È un amore. Ma è l'amore per Vasco o per le canzoni? Per tutte e due. Per tutti e due. Vasco è la colonna sonora della mia vita. E poi ci troveremo dove sta? A vedere forse non ci incontreremo mai. Ognuno a rincorrere i suoi guai. Lasciamo i fan di Vasco Rossi e andiamo a Belluno. Partiamo da Milano Cortina 2026 perché la società Infrastrutture Milano Cortina 2026 fa marcia indietro. Ieri a Longarone l'incontro tra comune, cittadini e vertici della società, dal quale è emerso la decisione di Simico di accogliere le richieste dei longaronesi di modificare il progetto della variante di Alemagna che prevedeva la realizzazione di un viadotto lungo Piave alto più di 8 metri. Il nuovo asse viario sarà posto su un terrapiano alto al massimo 2 metri al di sopra del livello della campagna, con un conseguente impatto visivo e ambientale più contenuto. Avvio del cantiere a febbraio 2025 per il progetto da 400 milioni di euro diviso in 3 lotti che si spera contribuirà a risolvere i problemi da sempre legati al traffico congestionato da e per le Dolomiti. E a proposito di Cortina, continuano gli interventi del soccorso alpino nonostante l'abbondante nevicata che ieri notte ha interessato le Dolomiti. 2 turisti si sono avventurati in notturna nella zona del Sorapis, rimanendo bloccati in mezzo alla neve. Recuperati nella notte a 2300 metri di quota 2 escursionisti stranieri, un francese e un belga di 49 e 26 anni che si trovavano nel gruppo del Sorapis a cavallo tra i comuni di Cortina e Auronzo di Cadore. I 2, nonostante il maltempo ampiamente preannunciato, sono partiti poco dopo le 17 dal passo Tre Croci e sprovvisti sia di dotazioni tecniche che dell'abbigliamento adeguato all'itinerario, dopo aver raggiunto il rifugio Vandelli sotto un'abbondante nevicata, hanno incautamente optato per il rientro lungo il sentiero CAI 216 che dal lago di Sorapis si inerpica verso Forcella Marcuoira, dove si sono trovati nella condizione di non essere più in grado di proseguire. Allertati i soccorsi sono quindi stati raggiunti da una squadra del soccorso alpino attorno alle 22 che si è adoperata per riportarli a valle, ponendo fine al calvario attorno all'1 di notte. A fronte dell'ennesimo recupero di escursionisti inesperti nella zona, i soccorritori raccomandano la massima prudenza e di non sottovalutare la montagna che, nonostante l'estate ormai alle porte, presenta ancora condizioni prettamente invernali. Adesso è Belluno per la grande festa in piazza con la giornata nazionale dello sport. Ci sono i 5 cerchi dell'evento olimpico nel cuore pulsante della giornata nazionale per lo sport. Stamattina in Piazza dei Martiri colori, musica, una pista da curling a secco e tanti stand informativi delle federazioni sportive bellunesi che guardano l'appuntamento di Milano Cortina come ad un'opportunità di crescita e valorizzazione delle proprie attività. L'edizione di quest'anno è impregnata di Olimpiadi e Paralimpiadi per iniziare a far respirare alla nostra cittadinanza aria di sport ma anche aria olimpica. All'evento organizzato da CONI, Comune di Belluno, Comitato Italiano Paralimpico e Fondazione Cortina, ampio spazio alle 15 federazioni sportive aderenti. Patini a rotelle, biciclette, pallavolo, rugby, pallacanestro e tanto altro, a testimonianza di quanto la vocazione sportiva sia un elemento distintivo della provincia montana. È fondamentale dare visibilità a tutte le discipline della provincia di Belluno e l'invito che il CONI ha voluto fare alle federazioni è proprio questo: essere in piazza e far vedere il proprio lavoro, la propria disciplina sportiva e in generale la vocazione sportiva della provincia di Belluno, che è veramente altissima. Per il comune di Belluno, guidato peraltro come è noto da un atleta paralimpico plurimedagliato, imprescindibile che si cominci a respirare l'atmosfera del grande evento. Adesso piede sull'acceleratore a tavoletta, abbiamo meno di 2 anni e iniziamo a fare un po' di cultura intorno a questo evento epocale che toccherà la nostra provincia.
A una settimana dal voto, con le elezioni amministrative, il nostro viaggio per la presentazione dei candidati a sindaco fa tappa a Sedico. Stasera conosciamo Cristian Roldo, che è sceso in campo con la lista per Sedico, Idea in Comune. 54 anni a novembre, un passato con posizione di alto profilo in seno alle associazioni provinciali allevatori di Belluno e Vicenza e dallo scorso anno direttore commerciale della latteria Soligo. Cristian Roldo si candida a diventare sindaco di Sedico, sostenuto dalla lista per Sedico, Idea in Comune. Mi hanno chiesto di candidarmi perché la mia esperienza professionale, umana e anche amministrativa fatta qualche anno fa è una garanzia, e mettendomi a disposizione a tempo pieno, perché questo farò, potrò essere un elemento di spinta per gli uffici comunali e una presenza costante sul territorio. Con la lista Idea in Comune, Roldo propone un progetto innovativo e aperto per Sedico, capace, dice, di uscire dalla consueta logica della contrapposizione. Di che cosa ha bisogno Sedico? Sedico ha bisogno di riessere, che l'amministrazione si riavvicini al cittadino, ritrovare un senso di comunità che in questi anni è andato perso e soprattutto fare un patto con le frazioni perché queste siano sempre più importanti e che possano essere l'elemento di congiunzione con il centro. Un patto con le frazioni, il controllo del territorio, la sorveglianza per la sicurezza, i temi che qualificano il programma elettorale di Cristian Roldo, che per il prossimo appuntamento con le urne si rivolge così ai cittadini. Sarò un sindaco a tempo pieno, la mia squadra è una squadra che è in grado di salire sulla macchina amministrativa e sapere già come funziona. Abbiamo delle professionalità esperte, ma soprattutto abbiamo competenze e tempo. Troppe volte si è visto recentemente persone competenti ma senza tempo o persone con tanto tempo ma poco competenti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.